Eder. Mech. Pallister. Fiorenza Ranciglio, presidente della Fondazione Augusto Ranciglio intitolata a suo fratello, è stata trovata morta in casa mercoledì mattina 13 dicembre in via Crocefisso 6, nel centro di Milano. Sul posto si trovavano i carabinieri per le indagini, poiché la vittima presentava ferite profonde alla testa. Si trovava nella sala da pranzo al momento del ritrovamento del corpo. Il figlio della donna, un uomo di 35 anni, è stato trovato nell'attico al 9° piano, che era chiuso dall'interno. Dopo essere stato interrogato, è stato portato in ospedale in stato di shock. Si è appreso che l'uomo aveva assunto psicofarmaci nelle ore precedenti, poiché era in cura per problemi psichiatrici. Sarà formalizzato il fermo per indiziato di delitto per omicidio volontario nei suoi confronti. La vittima, una donna di 73 anni e immobiliarista, era la presidente della fondazione che portava il nome del fratello. Sua madre e suo padre, anch'essi immobiliaristi, erano stati coinvolti in una triste vicenda. Il fratello di Fiorenza, un architetto di 26 anni, era stato rapito dall''ndrangheta a Cesano Boscone nel 1978 e non è mai stato ritrovato. Si suppone che sia stato ucciso durante un tentativo di fuga dai suoi rapitori. La Fondazione Augusto Ranciglio, che ha sede in una maestosa dimora a Bollate, ha dichiarato di non avere alcun commento sulla vicenda. Attualmente, la presidenza è stata assunta da Cesare, fratello di Fiorenza. Il palazzo di via Crocefisso, dove la famiglia viveva in 2 piani separati, ospita anche gli uffici delle società immobiliari Palladium Group e Omnium, con circa 50 dipendenti. Secondo una prima ricostruzione, è stata la donna delle pulizie a trovare il corpo di Fiorenza dopo che i dipendenti si erano preoccupati per la sua assenza in ufficio il mercoledì mattina. Il marito della domestica ha raccontato che la donna aveva provato ad entrare nell'edificio dalle 2 entrate, ma erano entrambe chiuse. Infine, i dipendenti sono riusciti ad entrare nell'appartamento e hanno trovato la donna morta in salotto, con il figlio accanto. Anche lui si occupava delle attività immobiliari della famiglia. I vicini descrivono la famiglia come molto riservata, impegnata nel lavoro e proprietaria di un considerevole patrimonio. Alex Pompa, il giovane che nel 2020 a Collegno, Torino, è stato condannato a 6 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione per aver ucciso il padre, Giuseppe, a coltellate durante un litigio familiare. Ha ricevuto la sentenza dalla Corte di Assise di Appello di Torino. In precedenza, in primo grado, era stato assolto per legittima difesa. Tuttavia, i giudici hanno deciso di trasmettere gli atti in procura per valutare le testimonianze della madre e del fratello dell'imputato. L'avvocato difensore, Claudio Strata, ha commentato la sentenza come incomprensibile e difficile da accettare, soprattutto a causa della decisione di riesaminare le testimonianze che erano state considerate affidabili in precedenza. Il fratello di Alex, Loris Pompa, ha dichiarato che il giovane dovrebbe essere assolto perché ha salvato la vita della madre durante il litigio. Ha anche aggiunto che se vogliamo evitare che le donne continuino a essere uccise, la sentenza non può essere questa. La madre di Alex, Maria, ha affermato che suo figlio non è un assassino e ha sollevato la questione se a qualcuno importerebbe davvero se fosse stata lei a essere uccisa al posto del marito. A 10 giorni, dall'imposizione del giudice di Marsala, di vietare al ragazzo 22enne, denunciato per stalking, dalla madre della fidanzata minorenne, di avvicinarsi a meno di 300 metri, i braccialetti elettronici, previsti per il controllo dei 2 ragazzi, non sono ancora stati attivati. Il procuratore Fernando Asaro, ha scritto all'azienda, aggiudicataria dell'appalto da 23 milioni di euro, per la fornitura dei dispositivi, per richiedere una soluzione immediata a questo ritardo, che potrebbe compromettere l'efficacia e la tempestività del provvedimento a tutela della ragazza. Attualmente, in Italia sono attivi solo circa 5.695 braccialetti elettronici, di cui circa 1 migliaio utilizzati per la protezione di donne vittime di stalking. Tuttavia, secondo gli inquirenti, questi dispositivi sono spesso inadeguati e non sempre disponibili, soprattutto in alcune zone con scarsa copertura del segnale GPS. Nel caso specifico di Giovanni e Diana, i 2 ragazzi non sono ancora sottoposti a controllo, e il loro comportamento è quindi al di fuori di ogni supervisione. Il provvedimento del giudice, notificato il 2 dicembre, impone a Giovanni di non avvicinarsi a Diana, e di non contattarla in alcun modo, ma senza il braccialetto, non è possibile monitorare il rispetto di questa disposizione. Inoltre, anche se verrà attivato anche su Diana, il dispositivo servirà solo a segnalare eventuali avvicinamenti da parte del ragazzo. In questo momento,
Quindi, i due ragazzi sono fuori controllo, e la situazione è particolarmente delicata. Mercoledì 13 dicembre, a Padova, si è verificata una duplice tragedia. Un giovane di 25 anni è stato trovato morto in un canale a Prato della Valle, mentre poco dopo è stato scoperto il cadavere di un uomo di 32 anni sotto la sua abitazione, vicino ai mercatini di Natale di Piazza Capitaniato. A fare la macabra scoperta sono stati dei passanti. Non sono ancora state rese note le generalità dell'anziano, ma era una figura molto conosciuta nella zona. Si ipotizza che si tratti di un gesto volontario. Un trentenne italiano residente in provincia di Monza, già condannato per stalking, è stato sottoposto al braccialetto elettronico d'urgenza su proposta del questore di Monza Salvatore Barilaro. La misura è stata approvata dal presidente della sezione autonoma misure di prevenzione di Milano, Giuseppe Cernuto, ed è il primo caso in cui viene applicato il nuovo DDL contro la violenza sulle donne, entrato in vigore il 9 dicembre. Secondo la nuova normativa, il braccialetto può essere applicato solo in presenza di reati spia o minacce. Qualsiasi tentativo di manomissione del braccialetto potrebbe portare all'arresto dell'uomo, anche se non in flagranza di reato. La città di Reggio Calabria è rimasta sconvolta dalla tragica notizia della scomparsa improvvisa di Lorenzo Nucera, noto imprenditore e fondatore dell'azienda di trasporti omonima e titolare del Brico Center locale. L'uomo è deceduto in seguito a un malore durante la notte tra sabato e domenica, nonostante i tentativi di soccorso dell'ambulanza e gli esami al gomma all'ospedale. Nella comunità, Nucera era molto rispettato e amato per il suo contributo alla ripartenza della Regina Calcio nel 1986 e per il suo impegno in attività sociali nella città. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato un vuoto incolmabile per tutti coloro che lo conoscevano. Il mondo dello spettacolo è in lutto per la morte di Andre Braugher, aveva 61 anni. L'attore americano, noto per le sue interpretazioni in svariati film e programmi televisivi di successo, tra cui la celebre sitcom Brooklyn Nine-Nine, è scomparso a causa di una breve malattia, come annunciato dal suo agente. Braugher era diventato famoso per il suo ruolo di Raymond Holt, il capitano del distretto di polizia di New York, ambientazione della serie, che ha conquistato il pubblico per 8 stagioni consecutive dal 2013 al 2021, prima su Fox e poi su NBC. La serie è stata un grande successo in America, tanto da vincere un Golden Globe nel 2014 e in Italia è disponibile su Netflix. Braugher ha sempre dimostrato una grande passione per la recitazione sin da giovane, ottenendo il suo primo ruolo televisivo nel 1989 nella serie Koyak. Da lì in poi, ha recitato in numerosi film e serie TV, tra cui Glory Uomini di Gloria, Schegge di paura, City of Angels e i Fantastici 4 e Silver Surfer. Nonostante la sua carriera al cinema, Andre Braugher non ha mai abbandonato la televisione e ha vinto 2 Emmy Awards come miglior attore protagonista, uno nel 1998 per il suo ruolo nella serie Homicide e l'altro nel 2006 per la miniserie Thief. La sua interpretazione del primo capitano afroamericano nella stazione di polizia di Brooklyn Nine-Nine ha conquistato il cuore del pubblico grazie alla sua caratterizzazione del personaggio, che passa dall'impassibilità all'affetto e sostegno per i suoi dipendenti. Andre Braugher rimarrà sempre negli occhi e nei cuori dei suoi fan per il suo talento e la sua umanità, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo. Mercoledì 13 dicembre, a Padova, si è verificata una duplice tragedia. Un giovane di 25 anni è stato trovato morto in un canale a Prato della Valle, mentre poco dopo è stato scoperto il cadavere di un uomo di 32 anni sotto la sua abitazione, vicino ai mercatini di Natale di Piazza Capitaniato. A fare la macabra scoperta sono stati dei passanti. Non sono ancora state rese note le generalità dell'anziano, ma era una figura molto conosciuta nella zona. Si ipotizza che si tratti di un gesto volontario. Ugo Carlin, investigatore privato, aveva 53 anni, colto da malore in autostrada a Gonarsi in Friuli, durante una sosta. Un incidente è avvenuto mercoledì 13 dicembre, poco prima delle 13, a San Pietro in Casale, in via Gavaseto, località Cenacchio, ha purtroppo causato una vittima. Un'ambulanza, che trasportava 2 donne, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e si è schiantata fuori strada. Una delle donne, una 57enne che accompagnava la figlia disabile di 30 anni a una visita medica, è deceduta nell'impatto. Gli operatori sanitari,
Un 23enne e una 26enne sono stati portati all'ospedale Maggiore in codice giallo per le loro ferite di media gravità. La figlia disabile è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Maggiore, dove è stata ricoverata nel reparto di rianimazione. Purtroppo, la mamma è deceduta durante il trasporto all'ospedale di Bentivoglio, mentre le sue condizioni erano state giudicate gravissime. Attualmente, le cause dell'incidente sono ancora al vaglio delle autorità competenti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.